peluche disposti con cura sopra i letti e qualche palloncino di benvenuto. Tutto è pronto al seminario minore di Rubano per accogliere 65 bambini in fuga dalla guerra in Ucraina. Il vescovo di Padova nelle scorse ore aveva dato la disponibilità per ospitare i primi piccoli profughi ed è subito scattata la gara di solidarietà. L'edificio del seminario è stato invaso da borse di coperte, lenzuola, indumenti e generi per l'igiene personale, portate da tantissime persone che attraverso WhatsApp e social network si sono subito attivate per rendere più accogliente l'arrivo di questi 65 bambini che scappano dai bombardamenti russi. Questa è una delle stanze che ieri alcuni volontari hanno allestito per la prima accoglienza dei ragazzi e dei bambini provenienti dall'Ucraina. Ieri è stata anche una giornata in cui tantissime persone hanno manifestato la loro generosità, di questo ne siamo grati, portando tantissimi materiali. Per il momento, chiediamo di cessare questa manifestazione grande di affetto e di generosità perché siamo per il momento a posto. Indicheremo eventualmente più avanti alcune altre bisogni e necessità. È sempre disponibile sul conto corrente della Caritas diocesana fare un'offerta con una causale ben precisa: emergenza Ucraina, per appunto dare la propria generosità sia per questo progetto che per altre situazioni di emergenza legate appunto a questa situazione ucraina. I piccoli profughi in queste ore sono arrivati a Varsavia, in Polonia, e si sta organizzando il loro trasferimento a Padova. L'accoglienza sarà gestita dall'associazione L'Isola che non c'è di Teolo, inserita nel circuito di accoglienza che negli anni '80 offrì ospitalità e curò in Italia i piccoli pazienti di Chernobyl.